Ci colleghiamo con Casa Citronello. Ma non c'è nessuno? Volevo vedere qualche notizia. Ma quale giornale è questo? Il giornale 3 giorni fa, Santina! Non è, non si recamba, si chiede esce la mattina e si recamba la sera. Ti recambaste, Santina, brava. Quando io leggo il giornale, ma cangiare, comunque, per ora mi guardo questo, poi se ne fa. Le pantofole che nei piedi non ne posso più, guardate, non ne posso più. Signora, come sta? Sono distrutta, sì. Vengo da fuori, sono andata a fare visita alla signora dell'altropiano. Perché sì, ha avuto una cosa brutta in famiglia. C'era la zia che è morta, era messa situata e poi una mosca che girondolava e che ci faceva caccia sta mosca, cacciala. C'era una mosca, l'ho visto. Che strazio. E allora cosa è successo? E poi c'era quella là, l'altra che aveva, pensa che c'ha un nervoso nello stomaco. Come? E faceva così, guarda, io magari mi veniva di No! Che schifo, che strazio, non ci vado più. Poi mi fa male il callo. Come? Il callo. Mi fa male il callo? Sì, perché io poi il numero 7, guarda. Come il callo numero 7? Il numero 7 perché io ce l'ho numerato i calli. Come? Sì, perché quando mi ha fatto la visita il dottore vuole sapere quale numero è perché non si persuade perché ci sono questi dita intrecciati. Che c'è l'artrosi. Ho capito. Sì, queste dita che si ingazza a cavallo. Quindi ce li ha numerati? Sì, mi sembra che 4, no 5 e 5 10, no 7 erano. 10 dita? No, calli, 7 calli, no 7 dita e 4 calli, no 4 e 3 7, che mi fa dire? No, mi sta facendo confondere lei. Cosa sta leggendo? Clonazione umana. O sentisci il telefono, va via il suo telefono, Santina, piglia. Sì, aspetta un minuto, hai una brescia, ma su disgrazia, ma sempre lui, sempre, pronto? Sì, chi parla? Ah, tu sei, sì, è Cibo. Ci sono andata. No, guarda. Siamo in onda. Siamo, ti devo lasciare, perché sono sulla cresta dell'onda, mi dico. Sì, sto nuotando. Io nuoto. Che siamo in onda? Sì. No, ti devo lasciare perché qua mi dicono la che saluti per piacere. se no a ne, ciao. Santina, caccia, avevamo una casa lotte, tu non lavi mai, avevamo una casa innasciata, vedete di pulire un pochettino. Ma cosa sta dicendo? Scusi, non si arrabbi. Lei stamattina la sera e da casa non ce ne fotte una mia. È tenuto, minchia te la dire perché non lo devo dire, scusami, lo devo dire a tutti. Ma sono fatti privati questi. Non è la telecamera, che fa solo inquadrato, lo devo dire a tutti, non va né c***o dalla mattina alla sera, ne esce e se ne va al funerale. A cavallo. Ma basta, finiscila, mi assilli tutto il giorno, mi guetavo la testa, ora faccio servizio, ora rifaccio. Scusi, che sta dicendo, signora? Ma mi ha detto che mi gueta, sempre ci pare che io sogno ingrasciata, non è vero. Che vuol dire? Scusi, parli bene perché... No, ingrasciata significa lorda. Che vuol dire lorda? No, io le pulizie le faccio, certo faccio un capo perché è buono che faccio perché lo so io e non lo ormai tutti hanno poco tempo a casa, vero? Sì, ma vedo che mi inzunzunia sempre, Ora ce le stai facendo? Ma insomma, quante notizie prestigio, ora parlano tutti inglese, cazzo. Sì. Ti metti a fare servizio, sì, levalo io un capo macco, leva. Cos'è che fa? Un capo, stiamo pigliando il pelocchio, te l'hai capito come la io? Sì, ma Matteo, un pelocchio, mentre se ne stai capendo, sono consumato, mi consuma per tutta la vita. Sei da noi, scusa, ma se mi fa arrabbiare da mattina a sera, che se ne va alle funerali, la cavalla è una cavalla, quando se ne va, minchia mi fai incazzare, insomma, ti prendi qua, no, io non ne posso più, e ne vai. Vabbè, tutte queste notizie che tu hai sul giornale, vado a sentire, tutte queste giornali, tutte queste notizie che tu hai, un veloce.
Non meglio. No, aspetta. Aspettava che ti sentiva. È solo che